Convocata stamani l'assemblea dei rappresentanti del lato idrico di Agrigento a G9 con all'ordine del giorno la deliberazione in ordine alla proposta del Consiglio direttivo avente per oggetto l'avvio del procedimento di risoluzione della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato risalente al 27 novembre 2007 con la società Girgenti Acque. L'assemblea dei sindaci presenti ha votato favorevolmente all'unanimità l'atto di diffida che verrà notificato dal legale avvocato Mazzarelli verso il gestore. Se Girgenti Acque non darà soluzioni e risposte rapide in tempi adeguati ai problemi segnalati, si procederà successivamente all'inizio della procedura di revoca del servizio. Che significato assume l'ordine del giorno oggi votato all'unanimità? È una rescissione o è l'avvio per una rescissione o una diffida? Una diffida, un atto di diffida al quale il gestore dovrà rispondere. Dopodiché l'assemblea dell'ATI, in base alle motivazioni che il gestore farà, si pronuncerà per eventuale valutazione della risoluzione. Che significato assume la decisione di oggi, onorevole? Un significato importantissimo perché finalmente diamo concretezza a quello che da diverse sedute, quasi tutte le sedute devo dire, è stato all'ordine del giorno, avviare un procedimento di risoluzione del contratto con il gestore laddove vengono evidenziate delle carenze o comunque delle inadempienze da parte del gestore. Allora oggi l'unanimità intanto, ed è giusto che questo venga messo in evidenza, tutti i sindaci, e qui siamo ormai, mancavano pochissimi comuni, tutti i sindaci siamo coscienti di quello che i cittadini chiedono, di quali sono stati in questi anni le inadempienze, li conosciamo tutti. Oggi è stato messo sulla carta e questo è importantissimo ed è un passaggio che sa di legalità, che sa di responsabilità, che sa di coerenza. Un comune come Ioppolo cosa ne può trarre da questa decisione? E intanto una sua valutazione? Allora, finalmente si è conclusa una fase che è iniziata nel gennaio del 2017, finalmente all'unanimità l'ATI ha votato questa diffida per l'avvio della risoluzione del contratto con Girgenti Acque. Credo che ce ne avvantaggeremo tutti i comuni, da quelli piccoli a quelli grandi, perché è una gestione pubblica e una gestione pubblica, quindi ben venga al più presto questa nuova fase per la gestione pubblica dell'acqua. Una sua valutazione come Comune di Agrigento? Ma finalmente un atto concreto su questa strada che è stata molte volte oggetto dell'immaginario di tutti quanti per quanto riguarda riportare l'acqua alla gestione pubblica. Oggi è stato fatto un atto concreto, cioè l'efficienza assente del servizio, le carenze strutturali sono elemento per poter procedere alla risoluzione del contratto. Vedremo se questa scelta fatta dall'Assemblea è una scelta puntuale, precisa e conseguentemente potremo andare alla chiusura di questa pagina di storia idrica della città di Agrigento, della provincia di Agrigento, che sicuramente non è stata gloriosa. Il Tetano ne pensa che è l'ennesima presa in giro, perché dopo dal 2007 ad adesso si cerca di recuperare che cosa? Che cosa deve portare a posto Girgenti Acque? Io penso che niente. Io direi ai sindaci di prendere una posizione di coscienza. Pensano come gestiranno l'acqua, pensano che si farà dopo, ma lo pensano come faranno quando gli mancherà la salute a loro e ai propri figli? C'è ancora da dare tempo? Per risolvere che cosa? Il danno è già fatto? Il danno è fatto e non torna indietro. Allora per me è l'ennesima presa in giro.